Buongiorno, siamo nella sede del Comitato Provinciale di Padova dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Sono Donato Coluccia dell'Associazione Pugliesi di Padova. Oggi, questa mattina, abbiamo ospite il signor Remo Kalčić, uno degli ultimi esuli polesani che ha vissuto il dramma dell'esodo dell'Istria. Ha vissuto in Puglia e lo abbiamo come ospite in quanto il venerdì 8 aprile alle 17:30 presso il Circolo Unificato dell'Esercito a Prato della Valle a Padova, in occasione del ciclo della Puglia dell'accoglienza, presenteremo il suo ultimo lavoro. È un romanzo biografico storico, si intitola Italiano con la coda. Perché questo libro, signor Remo? Tutto nasce da questo rifugiarsi in Puglia, dove a scuola i miei amici che mi sentivano con questo accento strano rispetto a quello pugliese e con un cognome Kalčić, e mi avevano chiesto se ero italiano o slavo. Io sono andato da mia madre e le ho chiesto: mamma, noi cosa siamo? E mia madre mi ha risposto: Piccio, noi siamo tagliani con la coda. Questo naturalmente vuol dire che eravamo italiani diversi e quindi il nostro percorso è stato contraddistinto da questa diversità. Il suo rapporto con la Puglia, noi siamo pugliesi e viviamo a Padova, lei invece è istriano, è istriano e vive, credo, sul lago di Garda per motivi di lavoro, ha scelto di vivere lì, però ha vissuto tantissimi anni, la sua adolescenza l'ha trascorsa in Puglia. Il rapporto con la Puglia? È un rapporto speciale. Io ho già detto tante altre volte che da questo insieme di culture, la cultura slava, perché che è fatta di sensualità e nostalgia, quella valacca che è di profezia e che è di attaccamento con la natura, è intervenuta la cultura italiana modulata alla pugliese, perlomeno inizialmente, nel senso che ho vissuto, sono stato contagiato, sono stato coinvolto da questo modo magico di esprimersi in Puglia. Un qualcosa che ha fatto sì che i miei amici pugliesi mi dicessero: tu hai visto la Puglia meglio di noi. Naturalmente nel libro questa magia, questi fantasmi greci, romani, templari, Federico II, la Controriforma e tutto questo, io li sintetizzo in emozioni, perché per me la Puglia rimane uno dei posti che fin dall'inizio, nel momento in cui siamo arrivati, il 1 marzo 1947, all'essere andato via, io continuo ad avere continuità. Fra l'altro mia madre e il mio patrigno sono sepolti a 10 km da Taranto, i miei amici sono a Martina, sono a Ostuni, sono a Brindisi, sono a Taranto, sono a Nardò, per cui diciamo che c'è questa... In effetti l'editore, il suo editore è pugliese, salentino, esatto, l'editore del libro. Esatto. Un personaggio particolare, con carattere, no? Forse con brutto carattere, ma con un carattere preciso, determinato, che ha ricevuto il mio libro e l'ha letto durante tutta la notte e l'indomani mattina, quindi scavalcando un anno, si è talmente innamorato che mi ha detto automaticamente che me l'avrebbe stampato senza handling fee direttamente, perché io mi sono rifiutato. Io non sono sponsorizzato da nessuno e né d'altra parte volevo che il libro uscisse fuori per il gusto di vedere il mio nome e cognome sulla copertina. Bene. L'ultima domanda della videoclip, perché poi dopo dobbiamo lasciare anche la curiosità ai nostri amici del canale YouTube dell'Associazione Pugliesi di Padova.
Ci racconti brevemente il dramma, cioè questo flash dell'esodo, del lasciare una terra amata, una terra bellissima che poi ha certe diciamo, comunanze con la Puglia, col Salento, quindi il dramma dell'esodo. Lei era piccolo, Sì, quindi sì. ci racconti brevemente. Sì, no, noi tutti coloro che siamo venuti via siamo stati segnati da questo momento in cui c'è la separazione. E è stata una separazione molto dolorosa, una separazione motivata da tanti motivi. È stato uno strappo e io mi sono ritrovato a viverla. Tra l'altro questo calvario nel momento in cui il Toscana, che era la fine di gennaio, ad arrivare fino a marzo, alla fine di marzo, fino a quando noi siamo partiti il 26 di febbraio, io ce l'avevo costantemente sotto gli occhi, perché era sotto l'arena, io abitavo sopra l'arena di Pola. Quindi un inverno terribile, incredibile, dove questi gruppi familiari partivano e non sapevano dove arrivavano. È bellissimo l'aneddoto di una signora arrivata a Taranto, di Pola, e le chiedono: perché sei partita? Non lo so, devo ancora rendermi conto. Questo per dimostrare il dramma, il disagio totale. Naturalmente abbiamo trovato un'Italia che era piagata, una Puglia ancora di più, e quindi c'è stata questa lotta per la sopravvivenza. Naturalmente tutti gli sviluppi io lo descrivo anche nel mio ultimo intervento al Bibbiena di Mantova, dove segno tutti questi momenti differenti e il perché di questo esodo. Benissimo, io la ringrazio, invitiamo i nostri amici di YouTube, sul canale YouTube, per venerdì 8 aprile alle 17:30 al Circolo Unificato dell'Esercito di Padova, di Prato della Valle. Grazie a Remo Kalčić e arrivederci. Grazie a lei. Grazie. Bellissima intervista.